San Biagio per i cittadini di San Piero Patti è il compatrono e il protettore. A lui si rivolgono soprattutto in questo giorno, legato anche al fatto della vendita delle nocciole per poter fare una degna festa. Viene anche venerato nel giorno suo liturgico che è il 3 di febbraio. Allora la cittadina si stringe attorno a San Biagio per poterlo pregare e soprattutto chiedere la sua benedizione e intercessione nelle nostre famiglie e su tutta la comunità. Da secoli siamo presenti qua a San Piero e animiamo le varie processioni. San Biagio, vescovo e martire. Noi qui custodiamo da secoli il dente di San Biagio e la processione della reliquia ci aiuta a comprendere che la santità di coloro che vivono nel Signore è qualcosa che dà la forza di poter santificare il corpo e l'anima. Allora il corpo di San Biagio che noi veneriamo possa aiutarci anche noi un giorno a rendere il nostro corpo santo come lui, quello suo che è nel cielo insieme al Signore. Da quest'anno abbiamo ripreso il riportare il San Biagio a spalla. La festa di San Biagio è il 3 febbraio, però viene celebrata il primo fine settimana di ottobre, proprio perché da noi in passato soprattutto si vendevano le nocciole, che era un frutto tipico di San Piero Patti, perché si viveva di agricoltura e quindi si vendevano le nocciole in occasione di questa grossa fiera che si svolgeva in occasione del Santo Patrono. È un fine settimana davvero ricco di iniziative, la tradizionale festa di San Biagio che ricade nel primo fine settimana di ottobre quest'anno sarà caratterizzata ovviamente dagli eventi liturgici con le due processioni, il sabato e soprattutto quella della domenica, e poi ci saranno gli eventi ricreativi. In concomitanza alla festa di San Biagio ci sarà la festa della nocciola e quindi nel centro storico i visitatori potranno trovare un circuito fatto da diversi stand che proporranno delle specialità a base di nocciola, ma non solo, anche il piatto tipico della festività di San Biagio, che sono le frittole, questo piatto a base di carne suina, che è un piatto un po' della tradizione, ma che i nostri macellai e artigiani di San Piero Patti continuano a preparare come vuole appunto la tradizione. L'associazione Insieme per la Città sta allestendo questi stand dove si potranno degustare tutti i prodotti a base di nocciola. Amici della Sicilia, benvenuti alla festa della nocciola. Questo è il 15° anno che siamo presenti. Proponiamo un panino con base di granella, pesto alla nocciola e mortadella. Ciao bella Sicilia! Ciao, grazie. I panini con la salsiccia, funghi porcini, crema di peperoni e nocciole tostate. Frittole. Prima si tagliano tutte a tocchi, si mettono dentro una bagnina con un po' di acqua, limone, un po' di sale per dissanguare. L'indomani mattina si escono e si puliscono tutti per bene, dopodiché si mettono nella caldaia. Tradizione diciamo di San Biagio, che San Piero Patti è stato sempre uno dei paesi principali di frittole. Cosa avete preparato questa sera? Panini con la salsiccia. Che tipo di salsiccia avete portato? Una salsiccia classica condita. E poi cosa gli mettiamo di altro? Dipende, cipolla, peperoncino, maionese, ketchup, è molto semplice. Come sta andando? Bene, bene, grazie. Il panino è fantastico, ancora lo devo assaggiare, ma sicuramente sarà buonissimo. Abbiamo la festa della nocciola e la sagra della frittola. La festa della nocciola è curata dall'associazione Insieme per la Città, è un appuntamento che ormai è arrivato alla 15ª edizione, per noi è un orgoglio sostenerlo. Del resto la nocciola
nocciola è uno dei prodotti tipici del comune di San Piero Patti e per noi è importante valorizzarlo. Abbiamo artisti di fama nazionale, da Uccio De Santis a Fabio Rovazzi. La Sicilia ormai è casa per me, più serate in Sicilia che nella mia Puglia, quindi grazie agli amici della Sicilia perché mi volete bene, mi avete portato qui in questa bella realtà. Come si chiamano gli abitanti di San Piero Patti? Come si chiamano gli abitanti di San Piero Patti? No, sapete, io voglio sapere i nomi a uno, come si chiamano? Lo chiederemo stasera sul palco, ragazzi. Un bacione da Uccio.